Dopo le feste di Natale, a tutti avanzate il panettone a casa. Venite con me che ci facciamo una crostata buonissima. Partiamo con la pasta frolla. 250 g di burro, 4 tuorli e iniziamo a farli girare. Nel frattempo ci pesiamo 500 g di farina 00 setacciata, 250 g di zucchero a velo. Nel frattempo aggiungiamo le polveri. E dopo le polveri un po' di buccetta di limone e facciamo ripartire. Quando l'impasto risulta così, mettiamo tutto sul banco e lo completiamo con le mani. Mi raccomando, la pasta frolla va impastata poco. Ci andiamo a formare un panetto. Quando è così, lo avvolgiamo in una pellicola e lo facciamo riposare una mezz'oretta in frigorifero. Nel frattempo andiamoci a preparare la crema. Per la crema pasticcera, 1 litro di latte, un limone, 400 g di zucchero, 4 uova intere e 100 g di amido di mais. Le uova le utilizziamo intere perché questa crema subirà una doppia cottura. Mettiamo gli avanzi del nostro panettone all'interno del latte, insieme alla scorza di limone, lasciamo riscaldare il tutto e nel frattempo ci andiamo a preparare il pastello per la crema. Zucchero, amido di mais e uova. Quando il latte inizia a sobbollire, togliamo la scorza di limone e andiamo a frullare il tutto. Una volta ben frullato, filtriamo e aggiungiamo direttamente all'altro composto. A fuoco lento iniziamo la cottura. Quando sarà ben rappresa, la crema è cotta. Quando la crema è cotta, la versiamo in una teglia e la lasciamo raffreddare con una pellicola a contatto. La pasta frolla ha riposato, ora possiamo stenderla. Una volta stesa in modo uniforme la nostra pasta frolla, la andiamo ad adagiare all'interno di un ruoto precedentemente imburrato e infarinato. Con tutta la pasta in eccesso ci andiamo a creare le nostre striscioline. Una volta freddata la crema, passiamo alla farcitura della crostata. Adagiamo sulla nostra crostata. Con un cucchiaio andiamo a rendere uniforme il bordo della crostata, 165 gradi, 40 minuti. Andiamo in forno. La crostata è pronta e ora ci tocca assaggiarla. Guardate che bella. È buonissima. Fatela a casa.